chiaro. Le soluzioni si trovano sempre. Io ho portato ancora una volta le nostre istanze, che sono quelle di un'applicazione di costi standard e anche in maniera coatta, nel senso che se le regioni non si decidono, ho chiesto che il governo li applichi, visto e considerato che abbiamo speso una montagna di soldi per calcolare i costi standard. Dall'altro la necessità di riconoscere poteri commissariali ai presidenti della regione, perché se vogliamo veramente essere incisivi nell'azione di governo regionale è fondamentale che quando c'è un problema di dissesto idrogeologico si possa intervenire tempestivamente, che si possa alienare tutto il patrimonio pubblico, non con tutte le pastoie burocratiche che abbiamo oggi che ci fanno passare anni prima di vendere un palazzo o un'azienda. Perché ci sono delle realtà non virtuose che sanno benissimo che nel momento in cui si obbliga l'applicazione dei costi standard si dichiara fallimento. Perché no, guarda, no, non abbiamo proprio parlato, visto e considerato che il problema non sono i 18 miliardi di tagli e i 6 miliardi 250 milioni totali da Monti in poi, compresi questi ultimi 4, a carico delle regioni. Il vero problema è come si taglia e dove si va a tagliare. No, io non intendo proprio toccare la sanità, dico che la Regione del Veneto fa la sua parte come sempre, dopo aver visto l'applicazione dei costi standard. I costi standard sono una sfida per le regioni e per il governo. Se applicassero in maniera totale potremmo avere un gettito di 30 miliardi di euro di sprechi che non avremmo più. Ovviamente bisogna dire a tutti che la siringa costa 4 centesimi e non 26. Li vedrete di nuovo? Ma guardi, poi c'è il presidente Chiamparino che giustamente governa il tavolo e porta le istanze della regione, ma penso che il tutto si tradurrà in un documento che presenteremo, ovviamente per quel che mi riguarda costi standard scritti al primo posto. Quanto tempo vi siete dati? Penso che i tempi siano tempi di qualche giorno, cioè non penso che ci siano questioni che si possono trascinare tanto. C'è emergenza e l'emergenza va affrontata con velocità. Quindi al momento non c'è accordo. No, ma io non definirei neanche non c'è accordo, c'è una base di lavoro che è fondamentale, si passa da un taglio di fatto di 4 miliardi ora, punto e basta, a un taglio di 4 miliardi sulla base di ragionamenti che sono molto più incisivi e anche corretti nei confronti dei cittadini, perché chi vive in una regione virtuosa vive in maniera diversa che vivere in una regione sprecona.